La ribolla gialla è sicuramente lo spumante che ci ha dato le più grandi soddisfazioni. Nasce da una felice intuizione di mio padre che circa 25 anni fa considerò questa varietà come la più idonea ad essere spumantizzata qui in Friuli. Un metodo unico, qualcuno ama chiamarlo metodo Collavini, che si caratterizza per 4 fasi principali. Prima fase il vigneto. Nessuno spumante, nessun prodotto nasce se non da un chiaro progetto che deve appunto nascere dal vigneto e dalla terra. Non si può pensare di fare uno spumante da un vino fatto per altre ragioni. Il vino deve nascere per diventare spumante. La seconda fase è la fermentazione. Fermentazione classica in acciaio, con un leggero passaggio di una parte della base, di una parte del vino, in botti di rovere, questo per dargli un maggiore spessore e una maggiore caratura. Terza fase, forse la più importante, la spumantizzazione, che avviene in autoclave estesa da 200 ettolitri, per offrire una maggiore superficie di contatto tra lieviti e vino base, ma soprattutto 24 mesi di permanenza in autoclave. Un metodo e un modo di fare spumante che prima non c'era. La quarta fase è quella dell'affinamento. Amiamo lasciare lo spumante per almeno 8 mesi in bottiglia, in ambienti bui e a temperatura controllata, in modo da far sì che lo spumante, il vino, prenda una diversa confidenza con il nuovo ambiente che è il vetro e lì possa ulteriormente affinarsi. È un prodotto che prima non esisteva, uno spumante che abbiamo creato e inventato noi in Collavini e che ci rende particolarmente orgogliosi.